In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Circoscrizione Isole, tutte le liste. Scaduto il termine per la presentazione delle liste anche per le circoscrizioni Isole delle elezioni europee. Le liste presentate sono 14: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega, Stati Uniti d'Europa, Azione Siamo Europei, Alleanza Verdi Sinistra, Libertà, Pace Terra e Dignità, Alternativa Popolare, Forza Nuova, Partito Animalista Italexit, Democrazia Sovrana Popolare. Cuffaro senza simbolo e senza candidati. È definitivo, Cuffaro e la Democrazia Cristiana, che già non avevano il simbolo in nessuna lista, adesso non hanno neanche un candidato. Era rimasto aperto lo spiraglio dei renziani dentro la lista Stati Uniti d'Europa. Sembrava che l'intesa su 2 candidati fosse stata raggiunta, ma l'ennesimo veto è arrivato dal segretario nazionale di Più Europa, Riccardo Maggi. Cuffaro e la Democrazia Cristiana hanno a questo punto un'unica esigenza: scegliere su chi fare convergere il loro voto per contarsi e impedire che i propri militanti si disperdano. I prossimi giorni saranno dedicati a questa scelta. Schifani e i dirigenti colpevoli del blocco dei pagamenti. All'inizio di ogni anno la Regione deve riaccertare i debiti non pagati nell'anno precedente, ma 2 miliardi di euro sono ancora bloccati e Schifani è intervenuto drasticamente sui dirigenti inadempienti. Il presidente della Regione ha dichiarato: ancora oggi alcuni pagamenti non sono stati erogati alle imprese e ai dipendenti regionali per colpa delle lentezze di certa burocrazia. Valuteremo anche eventuali provvedimenti nel caso in cui questo ritardo dovesse protrarsi. Sanità, misure contro la propaganda elettorale. I deputati regionali di Fratelli d'Italia Giuseppe Catania, Giuseppe Bica e Giusy Savarino hanno chiesto l'adozione di misure immediate e urgenti per tenere la sanità siciliana fuori dalla campagna elettorale, europea e amministrativa in 37 comuni e chiedono un vademecum antipropaganda che preveda 1. Nessuna inaugurazione di reparto, 2. Non turbare le attività sanitarie con iniziative propagandistiche comprese riunioni e incontri, 3. Non dare esecuzione ai concorsi già avviati o comunque in itinere, 4. Divieto di diffondere santini dentro le strutture sanitarie, 5. Invito ai candidati a mettersi in aspettativa per la durata della campagna elettorale. Caro Voli, Antitrust accoglie esposto Codacons. L'Antitrust, in merito al procedimento aperto a seguito dell'esposto del Codacons, estende la propria attenzione sugli algoritmi utilizzati dalle compagnie aeree per definire i prezzi dei biglietti e avvia un'indagine di mercato volta ad analizzare la domanda di voli per la Sicilia e la Sardegna. L'incarico è affidato alla società Doxa, che dovrà presentare il rapporto conclusivo dell'indagine entro il 15 maggio 2024. Ersu Palermo, altri 14 milioni per borse di studio. Ersu Palermo ha deliberato l'immediata spesa di ulteriori 14 milioni di euro per le borse di studio. Le borse Ersu assegnate per l'anno accademico in corso ammontano quindi a circa 11.400 contro le 9.982 dell'anno passato. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.